Siamo a Cividale, proprio a 100 metri dall'ospedale di Cividale, dove questa mattina un cittadino di Cividale che all'interno della sua abitazione tiene alcuni animali da giardino, alcuni animali da pascolo anche, tra cui un vitello, ha purtroppo avuto un brutto impatto proprio con il vitello stesso, che immaginiamo in alcune normalissime azioni che il proprietario era solito fare per appunto accudire e tenere il vitello, questo vitello si è imbufalito, l'ha colpito con un'incornata. È successo questa mattina intorno alle ore 10, è in quel momento quindi che sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto. In un primo momento le condizioni dell'uomo, un 38enne di Cividale, sembravano gravi. Trasportato quindi immediatamente in elicottero all'ospedale di Udine, una volta giunto al nosocomio udinese le sue condizioni sono fortunatamente parse meno gravi di quanto sembrava inizialmente. L'uomo quindi non sarebbe in pericolo di vita.